Ebbene, siamo in collegamento con l'avvocato Massimo Sonego, presidente dell'Ordine degli Avvocati di Treviso, al quale vorrei... Buongiorno avvocato intanto, buongiorno a lei. Al quale vorrei chiedere, proprio in funzione di questa grave situazione in cui ci troviamo noi comuni mortali, si trovano le aziende, le partite IVA, i liberi professionisti, a causa di questa grave pandemia. Come la vede lei, avvocato? L'ha detto lei prima. È una situazione che non ha precedenti e quindi sostanzialmente viviamo tutti giorno per giorno per vedere che cosa ci riserva il domani. La situazione è indubbiamente estremamente difficile e estremamente complessa. Per quanto riguarda la nostra categoria, voi sapete che i recenti decreti, l'ultimo di ieri, l'ultimo decreto legge, ha ulteriormente prorogato la sospensione dell'attività processuale davanti agli uffici giudiziari e la sospensione di tutti i termini sia in campo in materia penale che in materia civile fino all'11 di maggio. È evidente che è una situazione che viene a colpire fortemente quella che è la professione, proprio perché chiaramente se non ci sono ovviamente le udienze, se non c'è la possibilità di notificare e quindi mettere in cantiere azioni ed iniziative, chi ne viene a risentire indirettamente siamo necessariamente anche noi, dopo ovviamente i nostri clienti, la cui richiesta di giustizia viene naturalmente prorogata nel tempo. E quindi è sicuramente una situazione estremamente complessa e che non può non destare preoccupazione. La richiesta di giustizia, cioè la richiesta di giustizia da parte di chi si rivolge agli avvocati, già c'era una situazione abbastanza grave perché la lungaggine dei processi eccetera. In questo caso l'aumento ancora di qualche mese, ma forse anche di più di qualche mese, perché poi ci sarà un accumulo di pratiche insomma da sviluppare. Lei ritiene che questa violenza, fra virgolette, non voluta naturalmente, possa mettere in crisi l'equilibrio delle persone che aspettano il risultato finale della loro richiesta? Ma sicuramente un impatto importante c'è e ci sarà, è inutile nascondersi dietro un dito. È evidente che dopo è chiaro che a seconda di quelle che sono le situazioni ciò andrà a impattare in maniera estremamente diversa. È chiaro che per carità per come è strutturata la macchina della giustizia attualmente sono garantite quantomeno fortunatamente le urgenze o quelle situazioni e quantomeno la trattazione di quegli affari il cui protrarsi nel tempo, il cui ritardato esame possa comportare veramente dei problemi. Penso per esempio alle questioni in materia di famiglia, ad esempio, che sono, per quanto riguarda il penale, le questioni relative ai detenuti o ai soggetti sottoposti a misura. È chiaro ovviamente che tutto ciò bisognerà vedere anche come un domani, quando finalmente riusciremo il prima possibile, ci auguriamo tutti, a superare quella che è la situazione in cui ci troviamo, bisognerà capire come la macchina sarà in grado di ripartire, perché come diceva lei prima, qui il fatto che tutta l'attività di udienza, per esempio, a partire dal 9 di marzo sia comunque già stata rinviata e lo sarebbe stata fino al 13 aprile se non con l'intervento del decreto 28, è prorogata fino all'11 maggio, è evidente che creerà una sorta di collo di bottiglia domani mattina, perché non è che la cosa si potrà diluire in maniera organica e in maniera logica per il periodo successivo. Quindi obiettivamente questo creerà ulteriori problemi. Nel 2008, 2007, 2008 abbiamo avuto la grande crisi economica con la chiusura
di centinaia, migliaia di aziende e anche centinaia di suicidi dovuti alla situazione fallimentare di parecchi partite IVA e parecchi titolari d'azienda. Già da quella situazione io ho avuto sentore che anche il vostro settore abbia subito la conseguenza di questa grave crisi, perché le pratiche in corso magari non arrivavano i pagamenti e siete in molti, cioè gli avvocati sono parecchi, forse di più di quello che servirebbero. Lei, questa ulteriore crisi ha aumentato questa percezione di mancanza di liquidità da parte anche vostra, cioè non avete più la possibilità di andare avanti e sostenere la vostra, parlo in generale, la vostra categoria? Ma vede, direi che è un po' un circolo vizioso, no? È evidente che se il tessuto socio-economico del paese subisce delle problematiche legate alla crisi, è evidente che si trova in difficoltà a far fronte a quelle che sono le esigenze ordinarie del quotidiano. Chiaramente è brutto dirlo, però il professionista alla fine si trova, mi perdoni il gioco di parole, ma si trova alla fine della scala alimentare sostanzialmente, e se io ho difficoltà a tirare avanti la baracca e quindi a sbarcare il lunario, evidentemente il problema del pagamento del professionista diventa sicuramente molto meno importante che non il fatto che io riesca a sopravvivere giorno per giorno. Indubbiamente adesso è presto ovviamente per dirlo e ci si augura che tutto ciò non impatti in maniera così devastante sul tessuto socio-economico, ma sarebbe miope non pensare e non prefigurarsi degli scenari sicuramente non propriamente rosei. Qui non si tratta, non ci troviamo di fronte al fatto di salire a bordo di un autoveicolo, girare la chiave e il motore parte. E qui bisognerà vedere come il motore reagisce nel momento in cui si tornerà lentamente e necessariamente, devo dire all'inizio, ad avere una parvenza di normalità. Ma non possiamo sicuramente nasconderci dietro un dito, perché chiaramente anche in modo maggiore i liberi professionisti in questa fase si vengono a trovare sicuramente e si verranno a trovare in difficoltà, questo è fuori di dubbio. Vogliamo chiudere, avvocato, dando un segno di riconoscenza verso coloro che sono in prima linea, che stanno salvaguardando la nostra salute, e dando anche, non voglio dire un segno di tranquillità, ma a coloro che aspettano poi la fine del loro processo, che avverrà chissà fra qualche mese, fra qualche 6 mesi, che verrà utilizzato maggiormente il buon senso per arrivare alla soluzione delle cause. Ma guardi, questo, per quanto riguarda la prima delle osservazioni che lei mi faceva, credo che sia doveroso da parte di tutti tributare il giusto omaggio a chi mette in prima linea la propria vita in questo momento, e mi riferisco ovviamente a tutti i medici, agli infermieri, agli operatori sanitari, ai volontari, alle forze dell'ordine che collaborano nel modo con la dedizione che veramente è encomiabile e commovente, devo dire la verità, in questo momento. Momento che, come dicevo prima, reso ancor più difficile dal fatto che ci troviamo di fronte ad una situazione assolutamente nuova che non abbiamo fortunatamente sotto un certo profilo dovuto sperimentare prima, ma che presenta anche l'altra faccia della medaglia, cioè di avere a che fare con un nemico infido, subdolo e che non riesci a vedere. Parlavo proprio nei giorni scorsi con alcuni colleghi, i quali mi facevano, ovviamente ben più anziani di me, ma che mi facevano una considerazione che mi ha fatto molto riflettere, cioè
colleghi che hanno vissuto per esempio il dramma della guerra, laddove mi dicevano noi sapevamo il dramma della guerra nel momento in cui, che so, c'erano le incursioni aeree, prendevi le tue cose, andavi in rifugio ed uscivi, ma lì era finita, sapevi che il problema arrivava dal cielo in quel momento e cercavi in qualche modo di difenderti. Qui la cosa è estremamente più difficile perché anche questa è una guerra, ma è una guerra contro un nemico che non conosciamo e quindi e che non possiamo affrontare viso a viso. Quindi ecco che a tutti coloro che mettono la loro vita in prima linea per la tutela della salute di tutti noi deve andare veramente il nostro deferente omaggio, e su questo incondizionatamente. Beh, quanto al resto, io tendenzialmente cerco di essere e sono tendenzialmente un ottimista, per cui sono convinto che unendo le forze in una attività sinergica che comprenda tutti gli elementi che gravitano attorno al pianeta giustizia, e quindi i magistrati, gli avvocati, i funzionari, il personale della cancelleria, senza del quale, non dimentichiamolo, tutto si fermerebbe in modo assoluto. Beh, credo che tutti insieme possiamo guardare con fiducia quantomeno al domani, nella speranza appunto finalmente di uscire da questa situazione e finalmente di poterci riappropriare di una vita normale, perché questa credo sia il desiderio e la speranza di tutti noi. Avvocato, io la ringrazio della sua grande disponibilità, di aver dedicato a Veneto Globe e a Voci per dare voce al territorio questo suo tempo, questo suo spazio. Magari più avanti ci sentiremo ancora. Volentieri. Intanto la ringrazio infinitamente e le faccio i migliori auguri. Altrettanto a lei, grazie e buona giornata.